Oggi è mercoledì 26 giugno 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 26 giugno 1963. A Berlino Ovest il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy conclude il suo discorso alla popolazione con la frase in tedesco Ich bin ein Berliner, io sono un berlinese. È il segnale della guerra fredda dopo che 2 anni prima un muro ha diviso in due parti a Berlino le zone controllate dalle potenze vincitrici contro il nazismo. A ovest le tre di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, a est la sovietica. I sovietici reagiscono ai danni subiti durante la guerra appropriandosi di fabbriche e risorse tedesche. Gli Stati Uniti, al contrario, capiscono che la Germania può essere il fronte avanzato contro il blocco orientale e vi investono ingenti risorse economiche. L'enorme squilibrio porta parecchi dall'est all'ovest per lavorare. Per fermare l'emorragia, nella notte fra il 12 e il 13 agosto 1961, senza preavviso alla popolazione e senza opposizione degli occidentali, i sovietici fanno installare intorno alla zona ovest una recinzione, poi sostituita da un muro. Entrambe le parti devono giustificare l'azione repentina. Per l'est è una protezione dai fascisti, per l'ovest un freno all'invasione. Almeno 138 persone, ma forse 200, muoiono tentando di passare il confine perché le guardie dell'Est hanno l'ordine di sparare. Il 9 novembre 1989, dopo che l'apertura delle frontiere tra Ungheria e Austria aveva permesso di bypassare il muro, le autorità dell'Est annunciano novità non meglio specificate. Si raduna da entrambe le parti del muro una folla trepidante. All'improvviso qualcuno, rimasto ignoto, ordina di aprire la frontiera. Dopo 28 anni, il muro che aveva diviso il mondo cade per un malinteso. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.